Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. In questi giorni d'autunno, dove gira la voce di possibili nuovi lockdown nei paesi dell'Unione Europea, la Slovenia stila le 3 liste nelle quali entrano i paesi dove è vietato l'ingresso nella già ex Repubblica Jugoslava: rossa, arancione e verde. Tra gli stati inseriti nella lista arancione, per i quali è previsto il tampone negativo eseguito al massimo 48 ore prima, c'è l'Italia. Il nostro paese fa parte della categoria medio rischio, ma sono previste al momento una serie di deroghe. Per chi valica la frontiera terrestre, aerea e marittima verso la Slovenia dal nostro paese non sarà richiesto il tampone. Particolari attenzioni sono rivolte ai lavoratori transfrontalieri, ai trasportatori internazionali e per chi muove merci da e per la Slovenia, a chi transita nel paese, fermandosi meno di 12 ore, agli studenti e per provate ragioni di lavoro, restando meno di 48 ore. Ci troviamo a Gorizia per fare il punto della situazione per quanto riguarda il discorso relativo alla vendita dei carburanti. Allora Rizzi, dopo un mese dall'entrata in vigore della nuova tariffazione, che risultati sono emersi? Ma i risultati sono abbastanza eloquenti. C'è un piccolo aumento di benzina, un aumento più considerevole del gasolio, ma se analizziamo i dati complessivi in provincia di Gorizia, in provincia di Udine, in provincia di Pordenone, purtroppo le vendite della benzina non sono positive, non superiamo il 25% che si era prefissato l'assessore regionale. Per concludere il discorso relativo al self-service con la tessera, so che lei è stato uno dei primi a calmare un po' le acque, no? Perché? Allora sì, sono stato uno, se non l'unico, a andare contro in questo momento qua l'assessore Scocimarro, perché la proposta che sta facendo va contro innanzitutto la legge regionale. Se noi andiamo a leggere l'articolo 9 della legge, parla chiaro, la responsabilità è del gestore. Se mi arriva un cliente con una tessera che non sia la sua, ma magari del fratello o della mamma, io per legge non posso fargli carburante. Seconda cosa, questa cosa qua, se attuata, potrebbe portare alla perdita dei posti di lavoro dei gestori. Perché? Perché in questo momento qua ovviamente i clienti devono venire a fare benzina con la tessera all'interno. Se noi diamo la possibilità di fare in pausa pranzo o come vuole fare l'assessore durante la notte anche con il self-service, sarebbe un'idea anche carina, ma purtroppo la compagnia prenderebbe la palla al balzo e quando finisce il contratto di gestione col gestore, a quel punto lì lo manda a casa, mette l'impianto in ghost, quindi tutto automatizzato, tutto self-service, e quindi i 500 gestori in regione sparirebbero tutti. Allora, siamo all'interno, il day after, come si dice in questi casi, all'interno della sede delle Ali delle Notizie, Festival 2020 appena terminato, si lavora già per l'edizione 2021. Certo, stiamo già lavorando per l'edizione 2021. Concluso il Festival 2020 sesta edizione, già lavoriamo per il prossimo anno. Comunque in ogni caso quello che noi vogliamo dire è che nonostante il grande lavoro, la grande fatica che abbiamo dovuto fare soprattutto per seguire le norme anti-Covid e assicurare salute e assenza di contagio a tutti i relatori e gli ospiti e il pubblico presente, è stato un festival che ci ha regalato e ci sta regalando ancora delle grandissime soddisfazioni, perché abbiamo avuto tanti ospiti e tanti feedback che stanno arrivando in questi giorni
in cui ci dicono che siamo stati coraggiosi e abbiamo fatto un ottimo lavoro e un ottimo festival, toccando tanti punti e tanti temi di interesse generale, di attualità, perché abbiamo parlato, naturalmente non abbiamo potuto fare a meno, abbiamo parlato di Covid, ma abbiamo parlato anche delle donne, della nascita del femminismo, di come i giornalisti esteri vedono l'Italia, e questo è stato un panel davvero interessante. Abbiamo parlato di libertà di stampa, che poi è uno dei principi che ispirano la nostra associazione. Abbiamo parlato di storia, di confini, di politica, grazie alla presenza, purtroppo solo in streaming per questioni di blocco fisico proprio a Parigi, ma insomma la senatrice Craxi, e quindi da come si è evoluta la politica in Italia dalla morte di suo padre 20 anni fa. Abbiamo parlato della strage di Ustica, di cui quest'anno ricorrono i 40 anni, e della ricerca di giustizia che i familiari e anche l'Itavia, che era la proprietaria dell'aereo abbattuto, chiedono ormai appunto da decenni. E questo è il 2020. Il 2021 si può già anticipare qualcosa? Il 2021 no, non possiamo anticipare niente, se non il fatto che sicuramente verrà consegnata la quarta edizione del premio dedicato a Daphne Caruana Galizia, che è dedicato ad un operatore o ad operatrice dell'informazione che abbia messo in pericolo la sua vita per assicurare delle notizie vere, leali e senza condizionamenti, e questo sicuramente lo faremo. Probabilmente parleremo dei muri che vengono eretti, visto l'anniversario della caduta del muro di Berlino. Questo abbiamo già questo tema, e poi cercheremo di pensare a dei temi che siano di attualità ma anche di interesse generale, e sempre con qualche tema anche un po' più leggero rispetto a volte alla pesantezza delle notizie di cronaca, magari qualcosa sulla moda, sul mondo della moda. Senti, in anteprima e poi concludiamo, Omar Costantini quest'anno, anzi nell'edizione 2021, cosa pensate di dargli? A Omar Costantini daremo sicuramente una cosa difficilissima da fare, perché quest'anno si è destreggiato molto bene, davvero molto bene, quindi qualcosa di difficile per Omar troveremo. Bene, buon lavoro. Grazie a voi. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Alfano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.